sono arrivato alle 4 e qualcosa e ho cercato di spegnere l'incendio. Come sta adesso? Solo quello? No, bene, è solo scosso. Mattia Mazzon, 43 anni, di Mira, è il direttore del Veneto Grill House, il ristorante di via Boscalto a Resana, pesantemente danneggiato nella notte da un incendio. Nel tentativo di domare le fiamme è rimasto intossicato e ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale di Castelfranco, venendo dimesso dopo poche ore. Il locale si trova all'interno del Veneto Cable Park, complesso che abbina ristorazione e attività sportiva a ridosso del laghetto artificiale. Il grill house, di proprietà del montebellunese Carlo Carraretto, era già chiuso quando è scoppiato l'incendio, le cui cause sono ancora al vaglio. Non lo sappiamo. L'ipotesi più probabile è quella di un cortocircuito di uno dei frigoriferi. Le squadre del 115 intervenute da Castelfranco, Asolo e Cittadella hanno lavorato fino al mattino per mettere in sicurezza l'area. Poi il viavai di clienti che, non sapendo dell'accaduto, erano pronti al rito dello spritz, ma si sono trovati davanti al cartello di chiusura del locale. È frequentato molto d'estate e d'inverno un bel giro per ragazzi giovani, per ragazzi adulti, per famiglie. È stata una cosa inaspettata e speriamo che non capiti mai, ma una volta che succede un danno del genere sono poche le cose da fare, bisogna cercare di prevenirle. Anche il sindaco Stefano Bosa si è recato di persona sul posto. Davvero impressionante, perché praticamente ha preso fuoco gran parte della parte di ristorazione che aveva la struttura. La struttura che è recente, anche realizzato interamente in legno, bellissimo anche da vedere, però purtroppo quello che è successo l'ha distrutto completamente. La sicurezza nei locali frequentati da molte persone è di drammatica attualità dopo la strage di Crans-Montana, e anche comuni non molto grandi come Resana cercano di fare la propria parte. Stiamo proprio preparando un vademecum per i locali del nostro territorio, quasi come a metterli, dopo quello che è successo in Svizzera, a mettere un po' sull'attenzione su quelli che possono essere i rischi collegati ad eventi con tante persone. Quindi non abbiamo tantissimi locali che organizzano chissà quali eventi, però giustamente nel nostro piccolo cerchiamo di aiutarli, dargli anche delle direttive per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti.